Il Veneto non può più perdere il 42% dell'acqua immessa in rete. Inoltre dobbiamo realizzare molte altre vasche di laminazione, trincee drenanti, invasi e grandi adduzioni. In questa fase di cambiamento climatico non possiamo più permetterci di sprecare una risorsa così preziosa. Con un'estate caratterizzata da caldo intenso e siccità, la CGA di Mestre lancia l'allarme sulla dispersione idrica in Veneto, dove il 42,2% dell'acqua immessa nella rete viene perso. Si tratta di circa 154 litri al giorno per abitante, con un danno economico stimato in 758 milioni di euro. Oggi recuperiamo poco più del 15% circa dell'acqua piovana, troppo poco per evitare la crisi idrica che ogni estate torna prepotentemente a fare capolino. Per evitare docce spente e rubinetti a secco dobbiamo aggiustare le tubature. Tra i capoluoghi veneti, Belluno registra la dispersione più elevata con il 64,2%, seguita da Venezia al 41,7% e Rovigo 37,4%, mentre Vicenza e Treviso risultano le città più virtuose. La CGIA di Mestre sottolinea inoltre che la crisi idrica sta colpendo anche le imprese ad alto consumo d'acqua come i comparti tessile, petrolchimico e manifatturiero. Serve un piano infrastrutturale serio, investimenti immediati e la volontà politica di agire ora, non domani. L'acqua non aspetta i tempi della burocrazia e nemmeno le famiglie e il mondo delle imprese.